Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati qui a Sport in Casa. Si avvicina il turno di Serie D e noi questa sera, per parlare del massimo campionato dilettantistico e per parlare ampiamente della straordinaria cavalcata rimonta dell'Arzignano, abbiamo un graditissimo ospite, Riccardo Pettinà, terzino sinistro proprio dell'Arzignano Valchiampo. Buonasera Riccardo. a tutti. Buonasera Riccardo, benvenuto. Allora, tanti argomenti, iniziamo subito da quello di più stretta attualità, facciamo un piccolo passo indietro alla vittoria importante, decisiva, convincente dell'Arzignano contro la Clodiense nell'ultimo turno, nel turno infrasettimanale, una vittoria per 2-0, dicevamo, molto importante anche ai fini della classifica, gol di Monni e di Calì. Che partita è stata? Ma è stata una partita decisiva per quello che vogliamo fare noi in ottica futura, nel medio-breve periodo. Come hai detto tu, è stata una vittoria convincente perché venivamo, sì, è vero, da una striscia di risultati utili consecutivi, con un pareggio anche di Chions che... non è da buttare via. Non è da buttare via per come stavamo, cioè per il percorso che all'interno del percorso ci può stare. E per lo stato di forma, permettimi, per lo stato di forma del Chions, perché l'abbiamo visto anche contro il Cartigliano mettere davvero in grande difficoltà anche i biancazzurri. Sai, sono le partite più difficili quelle lì, vai lì, loro hanno segnato per primi, quindi si mettono tutti dietro, non era scontato addirittura il pareggio. Assolutamente. Dicevo, una vittoria convincente e che, sai, come si suol dire, vincere aiuta a vincere, per cui che ci dà la consapevolezza di poter, come dire, essere sempre più sicuri dei nostri mezzi, perché la Clodiense era una squadra che all'andata personalmente mi aveva impressionato, per cui battere una squadra così forte, ma al di là dell'ultima partita in cui abbiamo incontrato la Clodiense, anche le partite con Mestre, contro il Delta, la vittoria al 95esimo col Delta, sono delle prove di forza di questo gruppo che sta via via maturando sempre di più. Una crescita davvero importante, se pensiamo che l'Arzignano ha attualmente 52 punti in classifica con una partita in meno, recuperando il match contro il Campodarsego che si disputerà mercoledì 26 maggio, virtualmente, adesso i tifosi giallocelesti faranno tutti gli scongiuri del caso, ma virtualmente l'Arzignano potrebbe addirittura ritrovarsi secondo in classifica con pieno merito, perché ricordiamo la partenza di inizio stagione con tante difficoltà, tanti problemi anche legati a infortuni, Covid e quant'altro. L'Arzignano era veramente in una situazione difficile, a fondo classifica, poi una cavalcata quasi inarrestabile. Pensate che dopo il KO contro il Trento a fine febbraio sono arrivate 8 vittorie in 10 partite, grande continuità. Qual è stato un po' il segreto? Ma direi più che la partita contro il Trento, noi abbiamo avuto un faccia a faccia, come si suol dire, tra di noi all'interno dello spogliatoio dopo Este. Una brutta sconfitta, arrivata alla seconda giornata di ritorno, meritata, perché non abbiamo giocato come sappiamo. E dopo quella partita lì c'è stata una sorta di scintilla che è scattata nel gruppo squadra, scintilla che ha dato poi via a una serie di risultati interessanti, come, se non vado errato, dopo la partita, era un sabato di Este, siamo andati a mercoledì a Belluno, che Belluno è una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, molto bene, e siamo andati a vincere a Belluno. Dopo la domenica abbiamo perso col Trento, però mi piace analizzare la partita di Trento come una partita un po' a sé, quasi come un derby. Sai, i derby si dice sono sempre partite a sé. Per cui è stata una sconfitta che ci ha fatto male, sì, però noi siamo usciti con molta più consapevolezza dei nostri mezzi da quella partita. Diciamo che dopo Trento, se non sbaglio, abbiamo fatto in 10 partite 25 punti.
cioè su 30, un ruolino di marcia incredibile. Impressionante. Per cui ecco, i valori della squadra erano innegabili già a inizio stagione. Poi sai bene anche te che purtroppo il calcio non è matematica. E infatti tanti addetti ai lavori, questo forse vi ha trasmesso anche un po' di fiducia nel momento in cui magari ne avevate bisogno, perché anche nel periodo un po' più complicato tutti gli addetti ai lavori, dagli allenatori ai direttori sportivi, agli altri calciatori e quant'altro, quando guardavano la classifica di Serie D dicevano sì, l'Arzignano lì, ma vedrete che ne verrà fuori perché la società è solida, l'ambiente è importante e la rosa è di straordinaria qualità. Sentirvi dire questo dall'esterno, leggerlo e ascoltarlo un po' ovunque, vi ha dato un po' di tranquillità in più? Sì, nel senso che sentivamo la fiducia dell'esterno, diciamo. È anche vero che ti riempi di responsabilità questo. Assolutamente. Per cui io sono dell'idea che veramente non era per nulla scontato e per nulla facile uscire da quel periodo lì. Il merito va dato al gruppo squadra, allo staff tecnico e comunque alla società che comunque ha cercato sempre di trovare una via di mediazione con la squadra, per cui è una, tra virgolette, una vittoria di tutti questa. Ti ripeto, non era scontato perché sai bene anche te che quando le stagioni partono male non è facile raddrizzarle. Non è facile raddrizzarle. Noi siamo riusciti e a questo va dato merito all'Arzignano, perché non era assolutamente facile. Assolutamente. Apriamo una parentesi su Riccardo Pettinà, sulla sua carriera, sulla sua storia, poi torneremo a parlare del campionato di Serie D, dell'attualità, della classifica, delle ambizioni e quant'altro. Riccardo, hai giocato hai vestito maglie importanti, l'Alto Vicentino, il Verona Under 19, poi il Montebelluna, Modena, San Donà, poi chiaramente la tua esperienza ad Arzignano, una stagione importante questa, la tua. Che ricordo hai però, insomma, dei tuoi esordi, dei primi passi nel mondo del calcio? Ecco, hai detto bene, i miei esordi. Sicuramente il ricordo che apprezzo di più tuttora è l'esordio in Serie D quando avevo appena neanche 16 anni, perché io ero aggregato alla prima squadra dell'Alto Vicentino, allora militante in Serie D, con anche abbastanza ambizioni, perché ci ricordiamo l'Alto Vicentino del presidente Dalle Rive, sempre con ambizioni. Quell'anno lì, a 15 anni, ho esordito in Serie D con mister Zironelli ed è stato un ricordo incredibile. Mi ricordo a Villafranca di Verona, Villafranca Alto Vicentino, non me l'aspettavo. Era un paio di settimane che mi allenavo con la prima squadra, già stare all'interno della prima squadra stessa, allenarmi, era già all'età di 15-16 anni un onore, diciamo. Per cui quello è anzi forse è il ricordo più bello, una maturazione che poi da lì via via è andata a consolidarsi nel tempo. Come calciatore, diciamo, negli anni seguenti, sicuramente le emozioni che mi ha dato una piazza come Modena, spero di averne ancora, però difficilmente... È una piazza importante, un tifo anche particolare, sì, una storia, venivano da un fallimento, c'era voglia di rinascita. Mi ricordo la prima partita che mi sembra fu al Braglia, Modena, Mezzolara mi sembra. C'erano 7.500 spettatori, non è dall'oggi al domani che giochi davanti a tutta questa gente. Anzi, a proposito, quanto è mancato quest'anno a voi dell'Arzignano? Perché poi il discorso chiaramente si può estendere a tutti, ma quanto vi è mancato il pubblico? Ma sicuramente il pubblico giova un aspetto fondamentale nel calcio, ma in tutti gli sport. Ti dà quell'aiuto in più per far sì di portare a casa anche quel mezzo risultato in più, sai, magari sei lì sul filo del rasoio agli ultimi minuti, c'è la spinta del pubblico che ti dà quella mano in più. È anche vero che comunque
come società ci sono sempre stati vicini, per cui Comunque l'abbraccio, un supporto ce l'abbiamo sempre a avuto. distanza, ma è arrivato lo stesso. È innegabile, però, come ti ripeto, che il pubblico può fare la sua parte. Riccardo, stagione importante la tua, dicevamo, ma tu non sei una sorpresa, sei una conferma per quello che riguarda le tue qualità. Invece, come, guardando anche un po' la classifica, guardandoti alle spalle gli avversari che hai affrontato, secondo te qual è stata la squadra rivelazione di questo campionato? Questa è una bella domanda, nel senso che rispetto agli altri anni, dove comunque c'erano squadre rispettabilissime, quest'anno è un campionato veramente equilibrato. Sai, ogni partita ha storia a sé. Per dirti, a me ha impressionato non tanto come gioco, con tutto il rispetto, ma come compattezza, molti gruppi. Sedico, andare a giocare a Sedico non è stato facile. Non è facile, assolutamente. Lo stesso Cartigliano, una buonissima squadra, una su tutte il Trento, però penso che il Trento abbia fatto, onestamente parlando, un campionato a parte. Sicuramente la Manzanese da neopromossa, probabilmente nessuno se l'aspettava in questa posizione di classifica che occupa tuttora. Con una squadra comunque rispettabilissima. Assolutamente. Per cui, ti ripeto, un po' tutte le squadre hanno quei vantaggi, quei pro, per cui sarei un bugiardo se ti dicessi che nessuna squadra da ognuna, insomma, avete preso esattamente. insomma, apprezzato, diciamo, un qualcosa. Prossimo turno per te è un derby, insomma, perché sì. l'Arzignano giocherà contro il Montebelluna, partita dell'ex, insomma, che partita sarà? Ma sicuramente per me sarà una partita un po' speciale, come lo è stata all'andata, dove rincontro vecchi compagni, dove ho lasciato bei ricordi, una società sana, seria, però purtroppo per loro io quest'anno sono da un'altra parte, per cui prima quest'anno viene l'Arzignano, viene i risultati dell'Arzignano, per cui, come si suol dire, amici fuori dal campo, però in campo non guardi in faccia a nessuno. In campo non si guarda in faccia a nessuno. Riccardo, siamo in chiusura, ancora veramente due valutazioni velocissime, guardando la classifica, guardando tutto quello che siete stati capaci di fare, voi con mister Bianchini e tutta la società, c'è più orgoglio, più soddisfazione per come avete saputo reagire alle difficoltà e per la sequenza, insomma, di risultati che avete concretizzato, o magari più rammarico per un po' troppi punti persi? Immagino, ecco, penso, l'abbiamo citato prima, insomma, il doppio pareggio sia l'andata che al ritorno con il Chions, dove magari 2 punti persi di qua, 2 punti persi di là, la classifica avrebbe addirittura potuto essere migliore. Più orgoglio o più rammarico? Io penso che il rammarico iniziale lasci spazio all'orgoglio momentaneo, nel senso che, come ti ripeto, non era per nulla facile rialzarsi come l'abbiamo fatto noi da squadra, per cui io personalmente prevale l'orgoglio. C'è il rammarico, quello perché tu vivi nell'ottica del senno di poi, dici assolutamente, se fossimo partiti meglio sarebbe stato un campionato diverso. Sicuramente nulla toglie però a quello che stiamo facendo. A quello che state facendo. Io penso che vadano fatti dei doppi complimenti alla squadra, perché uscire da un periodo così, basti vedere nelle ultime 10 partite, 25 punti su 30, penso che ci sia più spazio all'orgoglio che alla delusione. E noi ci uniamo ai complimenti alla squadra, alla società e al mister.
Siamo arrivati in chiusura, l'appuntamento con tutti voi che sempre più numerosi ci seguite ogni sera, lo sapete, poco prima delle 20, dal lunedì al sabato, sempre qui con Sport in Casa su Rete Veneta. Grazie Riccardo Pettinà. Grazie a te Alex. Ringraziamo l'ufficio stampa dell'Arzignano Valchiampo con Nicola Ciatti. L'appuntamento a domani sera con un'altra puntata, altri approfondimenti, sempre relativi al mondo del nostro calcio dilettantistico. Buona serata a tutti.